Siamo a Milano in via Porara, angolo via Novello, e qui che sabato pomeriggio un 21enne si è visto esplodere tra le mani un ordigno, una bomba carta, fatto per il quale poi, per salvargli tutto il braccio ed evitare ulteriori gravi complicazioni di salute, i medici dell'ospedale di Milano si sono trovati costretti ad amputargli la mano. Due leggermente feriti e quasi illesi gli altri amici del gruppo dei cinque, due dei quali appena sedicenni. Sul fatto indagano gli agenti della polizia locale del Milanese, chiamati con i carabinieri sia dai residenti che da alcuni automobilisti allertati e spaventati dal forte boato tipo una bomba, così al telefono per chiedere aiuto. Sul posto le forze dell'ordine mai si sarebbero aspettate di trovarsi di fronte ad uno scenario da horror. Le schegge dell'ordigno volate ovunque, in ogni dove, poi cerchiate dai segni rossi degli inquirenti, con la mano del 21enne letteralmente spappolate a brandelli, e così pure parte dell'avambraccio. Feriti fortunatamente non gravi ma sanguinanti gli altri amici di lui. Due le piste ora al vaglio delle indagini, la prima con la versione fornita dal gruppo del 21enne ferito, e cioè che arrivato in bici si sarebbe trovato la bomba carta in mezzo alla strada che, maneggiata per la curiosità, sarebbe esplosa. E la seconda sembra quella al momento più accreditata, con l'ordigno fabbricato dagli stessi ragazzi.